E voglio, ciao, benvenuti da Speranza, siamo qui oggi con un nuovo video e oggi ragazzi, come avete visto dal titolo della miniatura, non so che video faccio. Può sembrare uno scherzo, ma non lo è. Io veramente non so che video sto andando a registrare. È un esperimento. Su Instagram, nelle storie, ho scritto: faccio il primo vlog pazzo che mi scrivete nel box. Mi avete consigliato diverse cose e ovviamente non sarò da solo in questa esperienza, in questa avventura, ma sarò con Andrea, Fuse Gamer. E ho detto: vabbè, comincio a vloggare, comincio a registrare. E registriamo però quello che decidono i fan. Che è la prima volta che mi viene in mente una roba del genere. Cioè, faccio quello che voglio, faccio quello che mi va. Un'estate sono fuori controllo, guardo te, ce l'ho un po' mollo. Faccio quello che decidono i fan. Se non lo fate ancora, seguitemi sia su IG, Super Allan 5 e sia qui su YouTube. Siamo arrivati ad 80.000 iscritti. Ovviamente adesso il prossimo step deve essere 90.000 iscritti. Quindi iscrivetevi al canale, grazie a chi lo farà. L'hai fatto? Non ancora? E beh, non facciamo niente. Commentate qui sotto con altre idee bizzarre, altri vlog, altre cose da registrare, non solo con Andrea ma con qualsiasi altra persona voi vogliate. Offrite un volo quando parlo troppo in italiano e mettete un like, lasciate un like, facciamo che a 5.000 mi piace e vi porto il prossimo video con Fuse Gamer. Ma di che è quella macchina? Sicuro no, ami, un Porsche, non lo tengo ancora. Andrea, ti ho portato una banana. Ma scusa, per telefono hai detto portami qualcosa che mi faccia provare piacere. E quindi piacere sulla banana. Sogni son destro. Che cazzo vuol dire? So che non starnuto. Devi prendermi il tuo telefono perché devo vedere tramite il mio nel box cosa hanno scritto. Che in pratica oggi faremo quello che ci hanno detto di fare i fan. Già fa. 1, 2, 3. Porca miseria, chi? Un'incredibile idea, Ax. Diciamo, non si vedono le risposte. Eccole qua. Andiamo a vedere Frattesa Fragolese, giù. Allora, questa è una cosa che faremo, ma non oggi. Cioè, oggi amo fare una cosa che è fattibile in un paio d'ore. Però il format di andare a vedere le partite come quella del Giuliano, delle squadre qua della Campania che non sia Serie A, lo faremo. Andare ad Amsterdam non credo sia fattibile In 2 ore. in 2 ore. Viaggio, andate a fare equitazione con Andrea Lombardo. Che ci può stare. Facciamo equitazione. Dopo cavallo. Ah. Ci portiamo pure a Patrizio, Sì. Allora andate a Disoneste con Andrea. Andate in un posto abbandonato. Allora, questo è vabbè un vecchio pallino che abbiamo. No, dobbiamo andare. No, che mi cago su. Cioè, attualmente mi cago su. Vabbè, ma mo potremmo andare. No, Andrea, perché non abbiamo proprio il materiale tecnico per andare. Quello là si va giorno. con torce. Già capito, non c'è una zona con chiuso scuro. Vai. Ok, quindi Lo non è fanno fattibile per oggi. Giro al Campania. Un vlog al Campania. Al Campania? Al centro commerciale. Questo è Vabbè, fattibile. dovrei comprare per qualcosa. Sono andato al Campania. Sì, ma già siamo in Campania però. Grazie ragazzi a chi ci ha scritto nel box le idee. Che idea? Ma quale idea? Vedi che lei non ci sta. Andrea, sbagliato la strada, ormai alla. Quando facciamo mo dici, quando stiamo giocando a Campania. Ah, stiamo cantando! Faccio tutto per scherzo, una canzone dell'anno e la gente chiama. Barritta, Andrea, non là, in due palo. Ragazzi, allora per i più esperti della zona siamo sotto Ponte di Argine, Ponte di Caravite, Aro Caravite. Ma in saccio Campania? Ma non facciamo su genere allora. 12 seconds later. Signori, siamo arrivati al Campania. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se siete mai venuti in questo centro commerciale o centro commerciale dove ci sono i cuozzi. Andrea, siamo completamente a caso al Campania. Ma molta gente viene a casa al Campania, dai. Che te catta qualcosa, cioè no. Almeno abbiamo un obiettivo. Ma proprio così, a collegarsi da succedendo. L'obiettivo è non farsi rubare l'automobile. Parcheggiazione in passato. Troppo turbolento. Tra poco vomito. Te lo lasci sempre un fil di barba. Sì, perché per un uomo che ti garba ci serve sempre un fil di barba. Guarda la scheglia. Ma sai che Primark prima era... Primark. Era Prima Arc. Pensavo lui dice che... Eccolo, Primark. Non piglia a fuoco questo cesso di telefono. Il negozio di Mertens. Cioè se ne aiuta a Napoli. Dottor Martens. Per accanto un negozio di scala. Dove? Andremo da intimissimi. Per poi essere fighissimi. No, Andrea, quali intimissimi. Andremo nel negozio là. No, Andrea, ma che cosa di film? E che ce ne fu? Ma che facciamo la settimana fa? Dobbiamo vedere una cosa per le nostre fidanzate.
Sono incantato. Qua fate vero. A posto. Ciao. Vabbè, no, devo fare una bella foto. Siamo un attimo impegnati, vai. È rimasto incantato, ragazzi. Andrea, ma che potrà si cadere? Io devo un attimo se riesco a trovare la taglia di Giuseppino. Ciao. Andrea, che sapete mi sa ridere. Devo comprare Che cazzo? un reggiseno per le enormi bocche di Giuseppino. Quale ti piace, Andrea? Ma onestamente. No, stavamo solo guardando. No, penso quello là bianco, a me il bianco mi piace. Fa impazzire. Bianco trasparente, perché ci si vede un po' di capetillo. Cioè mi sono grinciato, non è esagerato a far dentro perché stavano guardando. Sì, non capisco i motivi per cui siamo andati. Perché appena siamo entrati ci hanno abitato a guardare tu quanti, che ne sei miserio? Poi la prima cosa, ma guardando in faccia e sei miserio, e cacci cazzo. For your nothing, not in the cap, l'inferno in tallana. Ciao, mi devo fermare, per forza. Io so che sei andato al Campania. Il Campania. Sì, di suo cantiere, no? Campania. Buonasera, vi posso chiedere una cosa? Vai. Ma io devo far ridere un attimo. Mamma mi ha fermato, sto delle queste macchine. Ma chi è Messi? C'è Messi dentro. Che Messi? Dici tu Messi. Ah, so io Ma Messi. sei tutti più gamer. Ah. Ha fatto Messi. Ah, Messi. Il Messi di Napoli. Basta. Oh, ma c'è dato in faccia. Ciao. Ciao. Per me pure se non ti chiami Antò, a Napoli sei Antò. Ma convincere un negozio. Ma però effettivamente una camera in un negozio si diciamo, potessimo fare tipo da Primark. Sì, oggi no, Primark no. No, non ti piace come negozio Primark? Sì, però no. Oggi no. Diciamo sì o no? Prima sì, ora no. Primark, prima sì, ora Arc. Andrea, per una cosa possiamo fare, ci possiamo comprare qualcosa di uguale. Da Alcott, però Alcott, non mai sapere. Alcott. Buono. Ah, posso fare il massaggio? Tu mi scusi? Mettere qui però. Pazzo, io era 25 2 euro. Per la cassiera. 10 2. Ma te la girate prima i soldi? Volete zero, carta. Ma scusi, te la girate prima i euro? No, sta andando. Te la c'è da mai? Te la girate a fare. Fatti il castagno, zicago. Oh, ci metto. E ci siamo fatti riconoscere pure qua. E voglio andare a Capri. Qua voglio andare a Capri, ma io non sono di Caprio. Troppi puppe vogliono andare in Caprio, troppi puppe. Allora ragazzi. Quanto ne vorrei? Allora facciamo una cosa. Andrea? Ciao. Che te ne vai? Allora ragazzi facciamo una cosa. 10.000 mi piace e regalo queste scarpe ad Andrea. Voglio usarne 200 euro. 10.000 mi piace. Non mi ha sentito perché sta laggiù. È una scommessa che faccio io con voi. 10.000 mi piace non li farà mai questo video. 10.000 mi piace e regalo le scarpe ad Andrea. Lo giuro, stanno più 100 euro. Ovviamente mi catto pure quindi su 400. È un bel investimento. Però dipende tutto da voi. Andrea, ho fatto una scommessa che non hai sentito. No, non le sapevi. E se è, poi te lo faccio scoprire. Chissà comunque. Devo comprare un'anella Giuseppino. Andrea, perché devi comprare un'anella Giuseppino? Devi chiedere comunque la mano. Andrea, Mondadori Bookstore. Io direi di andare a vedere. Ci sta ancora secondo dello sputo là. È là lo sputato. Allora ragazzi, per i più attenti e per le persone che guardano fino in fondo i nostri video, c'è un vlog dove praticamente ho fatto vedere in questo Mondadori che praticamente Andrea ha sputato in un suo libro qui dentro. Quindi adesso andiamo a controllare se effettivamente il libro c'è ancora e se lo sputo è rimasto. O se tu un rimasto. Allora, sezione. Qua Andrea, qua. Ecco, no. Letteratura classici. Ah no, non è letteratura. Questa è la mia sezione. Storie. Chi fa la storia? Quasi a geografia perché la storia già l'hai scritta. Supereroi. Supereroi. Non passo da te. Anche perché il terzo non si scorda. No, non è questo, cosa è asciuttato? Ma qua era la sputazza, no? Era all'inizio. No, era all'inizio, lui mi si mezzo. Vedi alla fine? Anche perché quando c'è un inizio, c'è una fine. Un libro. È un libro ed è rimasto. Ma proprio quando mi si vicino alla Juve, hanno messo. Ma che spacci? Mettetemi vicino alla storia del calcio. Andrea, quindi potresti sputare di nuovo, eh? Posso domandare? Lo so. Cara. Allora, questo sono io, ok? Ok. Veramente? Sì, sono cambiato un po', poi ero più giovane. Più piccolo. Allora, io faccio sempre una cosa nei montatori, me l'hanno sempre permesso. Ok, cosa? Dovrei... Dipende che montatori. No, in generale, in tutta Italia. Ah, ok. Essendo mio, diciamo, quelli che mi seguono sanno che io ci sputo dentro.
Però no, come sputazzo con tu, un po' di saliva. Come se fosse una firma. No, lo devo rendere. Ah. Lo rendi più figo, no? No, lo devo proprio rendere in azienda. Ah. Ma ce ne so quante copie ce n'ho? Uno. Uno, non lo so. Posso fare? Non si può fare. E se firma invece pure si deve... Sì, No, ti chiamo vabbè, no, responsabile però. la mia firma è lo sputo, non mi dire ma comunque era tutto uno scherzo. Ah, ok. Ma devo sapere quando ne ho venduto. 186, vabbè però qua ho fatto pure firma cosa. Ma che cosa 186? Guarda, prendo un libro a casa. Ma che senso è mai mandato? Ah, perché era proprio un libro sbagliato. Mi ha trovato un libro in me. Vabbè, dai, scusa. Scusaci. L'emozione. Grazie, scusa il disturbo, veramente. Tu hai letto? Tu hai letto? Tu hai letto, Andrea? Oh, comunque ci stiamo scassando un telefono qui. Assurdo. Le lacrime tengo. Siamo entrati da Bershka, dove tutto è più fresco. Oppure siamo entrati da Bershka, dove trovi solo frutto fresco. L'obiettivo prima di tutto è trovare la categoria Lumen, cioè stiamo in da sezione del film. Poi è trovare un qualcosa da comprare uguale, identico. Andrea, stai sempre in di cose del film. Questo? Non vedi come sta? Bello S. L, guarda, S lo tu metti, tutta la scelta. Sicuramente. Troppo rosso. No, cioè non sta male, Troppo, fammi S. Però questo va bene, so. Ti piace? Se ti piace. Guarda, come te. E che cazzo? Anche se però poi sotto che siamo a mettere. Cioè, capì? Che non è un giubbino. Romane, Si convinto, Andrea. Ok, vediamo un'altra cosa. Vediamo un altro cap. Wow, questo. Ma questo pure è bello. Questo? Questo non è male. Senti, è in moto. Guarda, così l'Argentina. Sembra una cosa sì, già vista. Non è brutto, però. Devo provarla. Vediamo un po'. Sembra un po' troppo grande, non so. No, ma è veste proprio largo. Guarda un benzina, vai, guarda. Sì, dammi Vittorio, riesci a aprire il benzina? Io non so parlare d'amore, l'emozione non ha voce. Hai fatto già? No, hai fatto i firmi. Non ci credo. Unicorno? Non ci credo, sì, secondo me sì. Dai, questo ho già fatto forza. Secondo te comprare per forza? Un po' base. Ma sapore sponsored di preferiti. Giuseppe, ti ho fatto vedere proprio come è nato questo regalo. Cioè, mi ha fatto i firm, che appena l'ha visto si va fuando. Allora, tutta grigia per far vedere il gran pisellino che abbiamo sotto i piedi. Oppure tutta in camion. Tutta grigia per far vedere il membro che esce qua. Allora ragazzi, questa è una cosa che tutte le ragazze capiranno. Cioè la tuta grigia piace perché si trovano le forme, da quello che ho capito. Cioè state dicendo che quindi con la tuta nera si manco uscire. Andrea, mi ami? Vista la reazione non penso proprio. Sicuramente. E quindi questa ti piacerà? Sicuramente. No, è troppo rosso. Sicuramente. E se star contigo. No, ma... Il materiale. È troppo largo. Là. Ah, scusa. Vabbè, penso. No, lo so, no, dico bene. Specchio, specchio delle mie brame, chi è la più porca del reame? Sicuramente. Andrea, per ragazzi, ti devo quanta film a fare. Vabbè, allora faccio vedere Giuseppino, ci sta, dai. Sì, cioè, ne direi per far capire, sta la security pure per la fila. A few moments later. Andrea, non devi... No, non volevo poggiare per capire. Ah, non è cartaccio? No, fra, troppa fine. Giuseppino, è più importante una fila che te. Comunque ce la facciamo vedere con pensiero le tenute. Ho avuto un pensiero per te. Che bello! Oggi solo pensiero, la scatta. Oggi ultimo negozio in cui proviamo a comprare qualcosa di uguale. Sono che tutte uguali, sti guai. Forse perché vanno allo stesso motore. Mi sto dormito a Napoli, un cazzo di Proviamo pesati. figura e merda. Questo è bello. Però è da mo? No. No, e sotto ci va qualche altra cosa. Però capì è pesante. E sotto ci va qualche altra cosa. Sì, che cosa stai facendo? Prova a rubare tutti gli indumenti del negozio. Oh, bello. Non sai che cazzo. Fammi pure. Mandi. Compriamo questo. Questo Andrea. Sì, togliamoci il dente. Oh, abbiamo ufficialmente trovato la cosa in comune da comprare. Chiediamo pure a zio. Guarda, secondo te sta, no?
che l'avete proprio messa male? Non sta male, sta buono. Fai vedere prima. Ma è la stessa cosa. È un po' più lungo, pure più stronzo. Ragazzi, acquisti fatti, finisce qui questa giornata improvvisata, però scelta da voi. Quindi se vi piace l'idea, innanzitutto seguitemi anche su Instagram, perché io è lì che ho fatto il box dove avete scelto voi cosa dovevamo fare oggi, e quindi magari qualche altra volta potreste essere proprio voi, nuovi, altri, a decidere quello che dobbiamo fare. Se il video vi è piaciuto e ne vorreste altri, lasciate un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in un prossimo video. E ciao!